caro saluto a tutti i bambini, ragazzi, alle loro famiglie, ai nostri parrocchiani. Un saluto anche alle nostre suore a cui tra poco lascio la parola per il messaggio di questa settimana. Siamo alla vigilia della festa di San Marco, Evangelista, e nostro patrono di Venezia. Qui a San Nicola di Mendicoli c'è una statua di legno antica che lo rappresenta e con il suo simbolo, il leone, che indica la forza, e il libro aperto, il dono che ha fatto del suo Vangelo per tutti. Il Vangelo aperto ci ricorda dove prendere questa forza, ecco, anche in questo momento di fatica, di emergenza che stiamo vivendo. Non basta, ecco, il contagio o questa emergenza per essere più buoni. Ecco, il dono del Vangelo ci ricorda la strada per poter veramente avere il cuore pieno di Dio. Ecco, proviamo allora a leggere qualche pagina del Vangelo del nostro patrono. Buona settimana. Ciao a tutti! Come il nostro parroco Don Paolo ci ha suggerito, vorremmo oggi condividere con voi una riflessione sul Vangelo di questa domenica, la terza domenica del tempo di Pasqua. Il Vangelo di questa domenica ci racconta l'episodio di Gesù risorto che si avvicina ai discepoli di Emaus che lasciavano Gerusalemme tristi e delusi perché avevano visto Gesù morire in croce. La tristezza era tanta che non se ne accorgevano neanche che Gesù era lì che camminava con loro. Per questo, lungo la strada, condividono con il pellegrino sconosciuto tutta l'amarezza che portavano in cuore, sconvolti perché quell'uomo non sapeva nemmeno dei fatti accaduti a Gerusalemme in quei giorni. Gesù, accompagnandoli, li ascoltava per conoscere i loro sentimenti e durante la strada ha riscaldato il loro cuore con la parola, spiegando tutti i passaggi della scrittura che si riferivano a lui. Ma il momento centrale che fece aprire gli occhi dei discepoli fu quando a tavola spessò il pane e lo consegnò loro. Gesù, dopo questo gesto, sparisce. I discepoli capirono che era il Signore e tornarono subito a Gerusalemme per condividere con gli apostoli la gioia di aver incontrato il Signore risorto. L'episodio che vi abbiamo raccontato è ben rappresentato qui nella chiesa di San Sebastiano, dove ci troviamo adesso. Nella prima cappella a sinistra vediamo un dipinto del 1550 circa, realizzato da Andrea Schiavone, che oltre a illustrare questo brano evangelico ci trasmette un messaggio molto importante per noi oggi, in questo periodo faticoso di coronavirus. L'autore del dipinto ha rappresentato Gesù tra i due discepoli con i segni del pellegrino, la conchiglia, il bastone e con le vesti di San Rocco, facendo un riferimento alla peste, perché, come sappiamo, San Rocco è il patrono degli appestati, rappresentato spesso in coppia con San Sebastiano. Un riferimento esplicito alla peste lo vediamo dal cranio che affiora dal terreno tra le pieghe del suo mantello. Il messaggio che possiamo cogliere da questo dipinto è che la risurrezione di Cristo è una continua vittoria su ogni male, la morte, la peste, i virus. Come i discepoli si sono lasciati ammaestrare da Gesù, presentandogli i dubbi e le angosce che portavano in cuore, possiamo anche noi oggi fare lo stesso percorso, con la certezza che Gesù è vivo e ci conduce con la sua parola e con il pane di vita che è l'Eucarestia. Vorremmo concludere la nostra condivisione qui davanti all'urna del nostro padre fondatore, il beato Luigi Caburlotto. Giovedì 30 aprile, noi figlie di San Giuseppe celebriamo i 170 anni di fondazione della nostra famiglia religiosa. Anche lui ha affrontato varie epidemie, colera, vaiolo. Lui ha camminato su questi nostri maseni, da San Sebastiano a San Nicolò dei Mendicoli.
Per questo lo vogliamo sentire un compagno di viaggio, un amico a cui rivolgerci quando siamo in difficoltà. Preghiamolo così. Don Luigi, aiutami ad ascoltare la parola di Dio come hai fatto tu.